Ho lasciato la provinciale per arrivare qui davanti a questa meravigliosa villa del Palladio. E qui è tutto verde, pieno di vigne, pieno di cose meravigliose come questa villa. Chissà se si può entrare, sarà di un proprietario, di un duca, di un principe, di un marchese, non lo so. Scusi, buongiorno, è il custode? Sì, È il custode si della può dire villa. che sono il custode. Non è che si può visitare la villa? Certo che si può visitare. Ma La dai! villa è aperta al pubblico. Magnifico! Slow tour per le ville venete! Quindi noi adesso stiamo entrando nella parte invece della villa. Adesso saliamo al piano nobile dove ci sono le sale affrescate da Paolo Veronese. Sa che è veramente bravino? Veramente? Il maestro Lucio De Ganne è il primo violino dei solisti veneti. Ah, io sono solita fare queste gaffe. Suppongo che lei non sia la custode di questa villa. No, sono la fortunatissima che vive qui in questa villa. Magnifico! Noi siamo dentro a una struttura e poi c'è un'architettura disegnata, Esatto. no? Però che ha delle finestre che ti mostra dei paesaggi all'esterno e ci sono le divinità che sono rappresentate in statue e poi sopra c'è l'Olimpo. Sì. Quei personaggi dell'Olimpo hanno dei visi molto realistici. Sì, non sono dei visi astratti, È vero? sono dei ritratti. È come se i proprietari, lo stesso Palladio e tutti quelli che hanno partecipato a costruire questa cosa meravigliosa, questo tempio, si fossero voluti immortalare nei visi degli dei, no? Sì, infatti. Qui c'è questa cosa straordinaria che è stata scoperta. Quel viso, Quel quella viso maschera. che è il viso di Palladio. Ma no, Sì, è una maschera di Palladio. è lui. Sì. E poi c'è l'autoritratto? E poi c'è l'autoritratto di Paolo Veronese. Ma dai, vedi? Sì, lui, proprio lui. Si è fatto là. Si è fatta lì in fondo a questa incredibile infilata di porte, sempre più strette, e che ti danno, vedi gli architravi e ti danno l'impressione veramente che lui stia arrivando con i suoi cani dalla caccia dall'altra parte. E quindi abbiamo il piacere di fare la conoscenza. Questo è il signor Paolo Veronese. Fantastico, grazie. Che rientra. Grazie per la bellissima villa che ci ha dipinto, grazie. E poi c'è una storia anche carina con questo cane, vero? C'è una storia su questo cagnotto, quando sono stati fatti i restauri lavando eventuali ritocchi che erano stati fatti nel tempo sopra, quel cane è saltato fuori perché l'avevano coperto. E invece Veronese aveva fatto il suo cagnotto. cane. Ovviamente. Cioè, non solo il ritratto di tutti, no? Ma anche del suo cane.